Un confronto anche internazionale su come il sistema radiotelevisivo stia riuscendo a dare spazio, visibilità e opportunità di sviluppo alle lingue minoritarie. Lo ha organizzato l'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, alla quale aderiscono 128 comuni, presieduta da Marcus Maurmair, sindaco di Valbasone Arzene, e lo ha fatto in vista dell'annunciato rinnovo, previsto in aprile, della convenzione tra lo Stato e la RAI, concessionaria del servizio pubblico, convenzione attualmente in regime di proroga. Il convegno ha delineato un quadro anche normativo della presenza delle lingue minoritarie nella TV italiana, da Aosta a Cagliari, da Bolzano a Trieste. E qui il direttore della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, Guido Corso, ha ricordato le 4.500 ore l'anno di informazione in sloveno, con canali dedicati alla radio e in TV, e quindi l'incremento dell'offerta in friulano. Alla radio, sulla stessa frequenza di Radio 1, le ore sono passate da 90 a oltre 120, mentre in TV, sul canale 103 del digitale terrestre, il cosiddetto Rai 3 bis, da ottobre vanno in onda 35 minuti settimanali, mezz'ora di sera e 5 minuti alle 14:20 dedicati ai bambini. Entrambe le emissioni vengono poi ritrasmesse in replica. Un incremento consentito, in attesa del rinnovo della convenzione, dal lavoro di raccordo svolto dal Corecom con la RAI, la Regione Friuli Venezia Giulia e col supporto della stessa comunità linguistica friulana e dell'Arlef. La nuova realtà, la presenza anche televisiva del friulano, è prevista infatti dal contratto di servizio valido fino al 2022. Un seme, l'ha definito la vicepresidente del Comitato regionale per le comunicazioni, la professoressa Antonella Gatta dell'Università di Udine. Un seme da far crescere per il futuro, soprattutto in vista del rinnovo della convenzione.